dall'effetto che fa, vabbè, tu non hai mai abbandonato la trincea e sei sempre stato in prima linea, ma molti dei presenti, come dire, hanno lavorato in questo contesto della salute mentale e non solo. A me è venuta in mente solo una cosa e poi cedo la parola alle altre persone, che anche recentemente, parlando degli anni 70, che sono gli anni in cui avvengono le cose che abbiamo visto in televisione, cioè le grandi riforme, la chiusura degli istituti per i minori, poi la legge 180 e quant'altro, gli anni 70 vengono oggi ricordati solo come gli anni di piombo. Ecco, è ora di finirla. Sono stati anni straordinari in cui abbiamo cambiato, ma sono state cambiate molte cose, a partire dalla situazione delle persone che in questo film, che io ho visto tanti anni fa, ma confesso che non me lo ricordavo, è bellissimo. Ed è una sintesi perfetta di quello che poi è successo, insomma, a partire dagli anni 60 a Gorizia, poi a Parma, dove si è trasferito Basaglia. In quegli anni lì, 74-75, Beppe, correggimi, era Giacanelli che il direttore di Colorno, vero? Ecco. E poi c'è tutta la storia di Trieste e anche la storia di Pordenone, che in qualche misura ha svolto, come dire, giocando in casa, una sua parte, grazie soprattutto al dottor Lucio Schittar, che dopo Parma venne a lavorare qui a Pordenone all'inizio degli anni 70. Ecco, con noi c'è anche Angelo Righetti, che appunto è uno psichiatra e ha lavorato qui a Pordenone. Intanto che Silvano continua con le donazioni, sta regalando dei suoi film alle signore presenti, e io chiederei a Beppe, questi 100 anni di Basaglia, che cosa sta succedendo? Perché devo dire che da qualsiasi parte ti giri, giornali, televisione, qui al cinema come noi, la figura di Franco Basaglia è ricordata non solo per le sue qualità di scienziato, eccetera, ma perché è stata, a mio avviso, una persona coraggiosissima, è stata coraggiosa, ecco, perché quello che ha fatto ci voleva del coraggio, con lui molti altri dei suoi, come te, molti altri suoi collaboratori. Puoi aiutarci? Come sta andando? Chissà, non so se fosse tanto. Buonasera e grazie per questo invito. Devo dire che è tanto che non tornavo, diciamo così, a Pordenone, anche se adesso ci torno così da lontano. E hai fatto bene a ricordare Lucio, e subito dopo ricorderei Enzo Sarli, che poi ha portato avanti tutto questo, e poi altri carissimi amici che magari non ci sono più, ma certamente non possono ricordare Jacobelli ed altri. Cioè, insomma, Pordenone ha avuto un ruolo importante in tutta questa storia. E che cosa vuoi che vi dica? Primo è che ho visto il vostro programma, ho visto quanto voi avete raccolto, avete messo in fila, avete ordinato, e credo che sia un lavoro che non finisce qui, veramente un lavoro formidabile, utilissimo, credo. E credo proprio che, guardando il lavoro che voi avete fatto, soltanto leggendo i titoli, soltanto leggendo gli anni, soltanto leggendo la quantità e la qualità dei contributi che si immagino, molti di questi li conosco, si capisce ancora meglio oggi quanto tu dicevi del coraggio, no? Del coraggio di Franco Basaglia. Io, per la verità, non è che abbia molte cose originali da dire su Franco Basaglia. Veniamo da uno tsunami che ci ha preso in questa seconda metà di marzo,
per cui si è ricordato e si è letto di Basaglia ogni cosa. Io naturalmente sono uno che può ricordare semplicemente, non ricordare, può dire, può narrare semplicemente dall'interno una quantità di passaggi sicuramente difficili, coraggiosi, di strada in salita, che è proprio quel coraggio che tu ricordavi prima e comunque questa intraprendenza, questa visionarietà, questo desiderio insomma, no, di cambiamento ci ha aiutato a vivere. Quindi io posso semplicemente dirvi che ho avuto la fortuna, ma una fortuna che non so come mai mi sia capitata, di trovarmi senza avere nessuna consapevolezza di cominciare questa storia con Basaglia e con tutto il gruppo, insomma, no, che poi ho conosciuto. Una storia che evidentemente ha cambiato la mia vita, è inutile dirlo, insomma, no? Sono venuto via dall'Università di Napoli, da Salerno, che avevo 24 anni, e da allora tutto quello che ho vissuto è stato lì a Trieste in questo percorso, in questo stravolgente cambiamento. Ripeto, non ne ho mai avuto la consapevolezza come oggi ho meglio che mai, proprio leggendo, guardando e studiando le cose che sono accadute. Penso che ci sono alcuni che non hanno capito questo e che dicono che molti di noi sono dei reduci, sono dei combattenti, sono quelli che stanno lì nella storia mentre davanti a noi ci sarebbe il futuro da andare a scoprire. Io rimango molto intristito, ecco, da queste affermazioni che di tanto in tanto sento, ma anche di una quantità di analisi anche difficili da comprendere per me del lavoro di Basaglia, del suo essere fenomenologo, del suo essere un imprenditore sociale, del suo essere, non so, un angelo, un eroe o quello che è. Mi viene la tristezza perché quello che, ma so che così è, va bene che sia così, perché credo che quello che è accaduto giorno dopo giorno è stato un processo, e questa è la cosa che dobbiamo tenere ben presente, è stato un processo di liberazione amplissimo che ha riguardato una popolazione di centinaia di migliaia di persone, non solo in Italia, e che ha riportato, come dire, alla visibilità, ha riportato all'ascolto, ha riportato alla relazione persone che erano state abbandonate. Non solo, perché anche qui c'è da dire che non è soltanto del manicomio che noi stiamo parlando di un modo, come hai detto tu, coraggioso, difficile, diverso, di affrontare quella condizione che era la malattia mentale, quelle certezze, no, che la psichiatria aveva costruito con il positivismo scientifico, insomma, nel corso di tutto un secolo, e abbiamo dovuto affrontare, ripeto io molto inconsapevole, abbiamo dovuto affrontare invece una scelta che può sembrare addirittura stramba, cioè di rompere, distruggere tutte queste certezze, distruggere il nostro ruolo e cercare di imparare a vivere nell'incertezza che Basaglia ci proponeva. Quando dico incertezza voi mi capirete, o forse no, non lo so, non mi capisco neanche tanto io. Quando dico nell'incertezza intendo dire che da quel momento in poi noi ragazzi che eravamo stati formati all'università o deformati all'università, come Basaglia intanto pensava, abbiamo dovuto abbandonare tutte quelle parole, quei profili, le parole della diagnosi, le parole che chiudono, le parole che occultano, e cominciare a vivere in una ricerca quotidiana. Io dico che per me è cominciato da allora, già da quando, non da quando stavo all'Università a Napoli. All'Università a Napoli sono state delle esperienze molto significative, ma da criticare poi dolorosamente,
è cominciato quello che con Basaglia posso sicuramente chiamare un corpo a corpo costante con la diagnosi. Un corpo a corpo che significava e significa tuttora per me, anche se non faccio lavoro clinico, non dirigo servizi, né faccio niente di tutto ciò, mi occupo di, come sapete, poi vi dirò, insomma, di arginare, ecco, il declino dei sistemi sanitari pubblici e della salute mentale in particolare. Ecco, un corpo a corpo che ha significato per me e per tanti di noi, essere capaci, come diciamo, come abbiamo detto, di mettere a lato, di mettere in un angolo la malattia mentale per scoprire faticosamente nel rapporto, nella dimensione dell'esserci, nella dimensione dell'incontrare l'altro e di farsi incontrare dall'altro, la dimensione singolare, la dimensione storica, la dimensione soggettiva, contro appunto questa visione assolutamente omologante di identità piatte che la psichiatria aveva creato nei manicomi, ma che continua a creare ancora oggi. E noi oggi dobbiamo fare uno sforzo guardando a tutte a questo passato, che non è passato affatto invano. Sono molto stupidi quelli che dicono che è chiuso un'epoca, se ne fa un'altra, insomma, no? Non è così. Quello che è accaduto in quegli anni 60 e 70 non solo hanno lasciato tracce profonde, ma continuano a fermentare, continua a farci interrogare, e per fortuna adesso, mentre le cose vanno, io dico sempre peggio, cioè quelle psichiatrie con le quali abbiamo dovuto fare i conti sono tornate prepotenti, sono tornate presuntuose, sono tornate al servizio, ecco, del padrone. Quando una volta all'università dicevamo, quelli più vecchi di me dicevano che la medicina era un modo del potere. Ecco, questa psichiatria è sicuramente non tanto il controllo sociale, non è più capace di farlo, ma sicuramente dobbiamo cominciare a reinterrogarci per riportare allo scoperto, alla luce, insomma, no? Certo. La dimensione vitale, la dimensione storica, la dimensione umana delle persone. Ultime due parole, una è che sto dicendo, ma avete capito, che sono molto preoccupato, anche perché adesso sono vecchio, c'ho uno sguardo lungo indietro, come dire, ma posso guardare anche che c'è una devastante disumanizzazione della psichiatria. Gli psichiatri vengono educati alla distanza, i giovani psichiatri vengono educati alla diagnosi, insomma alla distanza, avete capito? No, è molto chiaro quello che stai dicendo, Beppe. Non ci credo, guarda, No, è molto chiaro Ecco, Beppe, io penso di vederti là. No, hai usato una parola che mi ha colpito, ma che spiega bene quello che sta succedendo, no? Che oggi l'impegno è quello di arginare un lavoro che sta in qualche misura, che viene messo in discussione, che sta franando, e sto parlando proprio dei servizi della salute mentale. Ecco, io su questo coinvolgerei un attimino anche Angelo Righetti, che anche se anche lui è un pensionato, ma credo sia un buon osservatore di queste vicende che in qualche misura cominciano a diventare fin troppo presenti, cioè che cos'è oggi, a distanza di più di 40 anni, l'eredità della legge Basaglia e quanto dobbiamo preoccuparci per il futuro. La legge Basaglia è un'eredità permanente e non credo affatto che verrà scalfita. È come molti dicevano, è un pensiero lungo, molto lungo, e credo che lui lo sapesse che era molto lungo e non penso che abbia mai fatto una cosa per raggiungere un risultato domani mattina.
E quindi io non sono così pessimista, sono molto pessimista rispetto a un fatto che è un fatto, che sottolinea Beppe, e giustamente la riforma 180 era agganciata alla riforma 833, che era la riforma sanitaria, l'istituzione del servizio sanitario nazionale universalistico. Quella è stata la grande vittoria di Franco Basaglia, perché ha innescato una cosa che non sarebbe successa, la possibilità di fare una riforma di grande stato di avanzamento, certamente la migliore riforma che ci sia tutt'oggi in Italia, ma ahimè non c'è più, perché il sabotaggio cominciò subito e culminò nel 1992 con una legge, la 502, fatta da De Lorenzo, alcuni mesi prima che fosse arrestato per aver nascosto 7 miliardi vicino al punto. Ma insomma, ed era una legge truffa che riorientava la sanità nel prestazionismo, nel tecnicismo, nell'abolizione dei servizi fondamentali del territorio. La medicina scolastica non esiste più, voi non me ne siete accorti. La medicina del lavoro non c'è, ve ne siete accorti. I consultori familiari languono in piccole unità resistenti, consultori pediatrici territoriali neppure. La salute è tornata a essere uno strumento del dare e avere massimo profitto. Questo è il punto. E la selettività delle facoltà di medicina è semplicemente legata alla necessità di creare privilegio. E quindi un modello, diciamo così, che è stato pure peggiorato ulteriormente nel tentativo di medicarlo, e quindi ha avuto un peggioramento ulteriore. Adesso siamo arrivati al punto che oltre a essere scomparsi i servizi, aver lasciato da soli, ma con la volontà continua, da questi sedicenti divertenti, non tanto, manager delle aziende sanitarie e i loro seguaci, con la volontà di distruggere il più possibile anche i servizi di salute mentale che erano sorti nel territorio italiano. Non ci riescono per uno scherzo della storia, non ci riescono completamente, li danneggiano molto, ma non ci riescono completamente perché sono rimasti soli, cioè sono i soli servizi che oggi ci sono sul territorio. Questa ed è una cosa micidiale, con una anche cambiamento consistente sul 200, che è la parte ospedaliera, che si è di nuovo incamminata verso la costrittività oltre che verso la coattività. Su 200 diagnosi e cura in 180 legano le persone. Non è che siamo in una situazione particolarmente florida e non siamo neppure in una situazione in cui esiste un movimento importante di coscienze, di valori e di persone come esisteva allora negli anni 70, perché Basaglia non era solo, Basaglia era il leader di un enorme movimento di coscienze, di persone, di giovani, di anziani, di tutti, e quindi poteva davvero contare su un'immensa flotta, diciamo così, che non era fra l'altro solo italiana, ma era anche europea, era anche internazionale, era anche esempio. Certo, era la punta più avanzata, anche la punta più capace di elaborare la sintesi, di dare una spiegazione del perché ci si sentiva uniti dentro una prospettiva di questo genere, che era una prospettiva di liberazione certamente delle persone, dei manicomi, ma anche di noi stessi, anche delle persone che lavoravano, anche dei diritti dei lavoratori riscomparsi,
anche di una inevitabile, per fortuna, prolifico conflitto fra il capitale e il lavoro. Anche se il lavoro è scomparso, sapete che va di moda soltanto il lavoro povero. E quindi non è che ci troviamo in una situazione particolarmente piacevole o particolarmente... E credo che questo sia l'elemento che ha giocato di più nel costruire questa ipotesi di pessimismo, che io condivido fino a un certo punto, perché penso che comunque dobbiamo sempre provarci, come d'altra parte, nonostante la salute, fa continuamente Beppe da quando è nato ormai, perché insomma è sempre stato così. Su Pordenone è una creatura di due grandi psichiatri, secondo me, che sono Schitter e Enzo Sarli. In particolare Schitter, persona molto moderata che aveva costruito una cosa rispetto a una situazione dove il manicomio non c'era, perché a Pordenone non c'era il manicomio, era Udine il manicomio di cui si serviva a Pordenone, e c'era una succursale a Sacile, piuttosto consistente, che volevano trasformare in qualche modo nel passaggio dalle province alle ULSS, volevano trasformare, agli ospedali, insomma, volevano trasformarli in ospedale psichiatrico, il chirurgo Glucor. E quindi qui si sviluppò comunque un pensiero importante, molto importante. Pordenone comunque era una realtà in forte cambiamento, molto diversa dalle altre realtà regionali, e in questa realtà sono nate e sono state prolifiche di iniziative tante persone che sono operatori della salute mentale, come per esempio il qui presente, il sogno di un cinema, e il fatto di capire che un cinema era un problema culturale importante da affrontare, da vivere, da costruire, lo dobbiamo a Colussi e al gruppo che con lui lavorava. Lui era un operatore, un ottimo psicologo della salute mentale ed era un operatore dei servizi. Altrettanto tante realtà di questo genere, alcune realtà di questo genere sono nate e si sono sviluppate, come la cooperazione sociale, robusta, solida, espansiva, capace di funzionare in questo territorio anche in un momento particolarmente difficile. E quindi una caratteristica di questi servizi e di questo territorio particolarmente interessante, io credo. Però è un'altra storia e non abbiamo tempo per raccontarla, ma dobbiamo darci un appuntamento in questo senso. Vedo Sandra Conte in fondo che è un po' la capofila di questa volontà di raccontarla questa storia in maniera un po' più, come dire, che guarda anche al futuro, ma non possiamo dimenticarsela. Però siccome c'è Silvano Agosti, a cui dobbiamo chiederti almeno un paio di cose, prima che ci caccino dalla sala, perché c'è un'altra proiezione, di chiedere, dopo che hai fatto idonia alle signore, anche di dire un paio di cose. Tu sul film hai fatto il montaggio, ti sei occupato di quello o hai seguito anche le riprese? Semplicemente che io ho fatto questo. Tu l'hai fatto e chi faceva le domande però c'era Bellocchio. Sì. Ma Tomasini, hai avuto modo di conoscerlo? Perché è una figura straordinaria. Tomasini è stato il mio Oh, amore, un grande amore. è una figura straordinaria. Mario Tomasini, io sto facendo un film su Mario Tomasini e sono anche molto avanti, un bel film, perché sono riuscito, quando era vivo, a intervistarlo sulla sua nascita, la sua infanzia, la sua giovinezza, la sua Ma tutti i registi non sa che microfono. maturità. Dai, Io non sono un regista, per carità. lo so, Io sono semmai un autore. bravo. Comunque, sì, diciamo che è un mondo molto discontinuo, quello lì della libertà espressiva col cinema. Non c'è niente di organizzato. In realtà sulla malattia mentale ci dovrebbe essere una
continua, insistente ricerca attraverso le riprese cinematografiche. Secondo me comunque quella che si vede, che viene chiamata in genere follia, è una malattia comportamentale, ma non ha niente a che fare col cervello. Ha a che fare col fatto che le persone sono lasciate sole, che non si fa niente, nessuno ha mai chiesto, ha mai visto un onorevole chiedere a una persona: ma tu cosa vorresti? Di cosa hai bisogno? Mai. Allora l'onorevole invece... Anche questo, che qualcuno chiedesse di quegli... Non solo. Masini era un politico, anche lui. Sì, ma era un politico di strada. Lo so perfettamente, lo conosco perfettamente. Di strada. Vuol dire che in quegli anni anche la politica si è interrogata e si è rivolta direttamente alle persone, perché finalmente venivano alla ribalta, no? Vabbè, vai avanti, scusa. No, ma il problema è che questo è un tema veramente vastissimo. Però Parma è stata la capitale, per certi versi, del territorio di ricerca sulla malattia mentale, proprio la capitale. Non c'è stata nessun'altra città coinvolta come è stata Parma, grazie a Mario Tomasini, perché Mario Tomasini era veramente un eroe civile, è stato un eroe civile. E spero, quando avrò finito questo film... Quando lo vedremo sto film? Quando volete. Ci prenotiamo fin da adesso. Guardate che il film, oltre a guardarli, bisogna riuscire a vederli. Già.